Oggi si cristallizza un sogno che attendeva Cadoneghe da 30 anni. 30 anni di vuoto, 30 anni di stasi e oggi posiamo la prima pietra di un grande progetto, di una grande riqualificazione per il nostro territorio che sarà il cuore sostenibile di Cadoneghe per i prossimi 50 anni. L'emozione del sindaco Marco Schiesaro è quella dei suoi concittadini che da oltre 30 anni aspettavano la riqualificazione di un'area diventata sinonimo di degrado e abbandono. Con la posa della prima pietra partono i lavori del nuovo quartiere Grosoli con un progetto che nei 94.000 metri quadri di estensione e una cubatura dimezzata nell'ultima revisione vedrà sorgere un nuovo quartiere residenziale e un supermercato all'interno di un parco da 19.000 metri quadri con la presenza di un laghetto grazie alla collaborazione con il gruppo Ali, proprietario dell'area. È un sogno che si avvera, è un sogno di mio papà che si avvera, ma di tutta la famiglia, perché per questo progetto abbiamo lavorato e vissuto veramente tanto. Quest'area è chiusa dal 1994, noi l'abbiamo acquisita negli anni 2000 comprandola in lire e dopo un po' alla volta l'abbiamo comunque bonificata, abbiamo abbattuto i fabbricati proprio per una questione di sicurezza, quindi abbiamo rigenerato l'area a livello di bonifica. Adesso la rigeneriamo per dare ai cittadini uno spazio di qualità sostenibile e vivibile. Anche il patron Francesco Canella non ha voluto mancare a questa occasione, giornata che ha visto presente anche Francesco Grosoli, nipote del fondatore della Grosoli Carni, azienda fiorita nel dopoguerra che fece la ricchezza di questo territorio, chiusa nel 1994 dopo la vendita 10 anni prima al consorzio pubblico Core Zoo. Era ed è stato un gran dolore vedere un'azienda che era un'azienda alla punta dell'economia italiana essere abbandonata, un'area abbandonata così, e poi forse un pizzico di più al cuore vedere la casa dove ho passato tanti Natali dai miei nonni essere abbandonata e distrutta. Spero che dall'alto vedranno con grande gioia rinascere quello che avevano creato con tanta fatica, con tanto amore, con tanta passione e tanto coraggio.